Il trucco per una pizza digeribile è una lievitazione, non il lievito. Tutti quanti con sto lievito, la lievitazione l'alleggerisce, la fermentazione dei lieviti e degli zuccheri. Metti la vella in capo. Faccio vedere come si fa il prefermento per i pulici. Un litro d'acqua, startup di lievito, scegliamo un tipo 1 di caputo, germe e crusca, dà un profumo nell'impasto, una cosa esagerata, si mette in piccole dosi. Farina Manitoba, con una forza W350 delle lunghi lievitati. Andiamo con le nostre mani a fare questo movimento qua. Dobbiamo attivare la maglia continua e lo mettiamo in frigo a 4 gradi per 16-18 ore. Ragazzi, andiamo a pigliare il prefermento che abbiamo preparato. Guarda che bello il nostro pollo. Acqua pura, guarda come dondola, guarda. Ora lo andiamo tutto a mettere nell'impastatrice. Impasto molto liquido, vedi? Andiamo a spezzare con una WB 260-290, sono 5 kg. Facciamo partire la nostra macchina 8 minuti. Io uso il polish perché per me è più per la pizza, invece la big è un po' più per la panificazione, è nata per il pane. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Andiamo solo a toccare un attimino il punto di pasta, è perfetto che sta legando. Ancora 2 minuti. Andiamo a aggiungere 600 grammi di farina. Adesso passiamo alla seconda velocità. La reazione del 70% va bene, hai raggiunto il massimo. Ultimo 2 minuti andiamo ad aggiungere 200 grammi di olio. Questo serve solo per fare uscire la pizza un po' più dorata dal forno, l'aspetto visivo più bella. Formata la nostra ciambella, la zucca. Guarda che spettacolo, vedi queste maccioline? Ti dà un sapore quando la mangiate, raga, un profumo quando ce l'hai, fantastico. Magari la mozzarella, raga, devi appendere, nel secondo piano, guarda. E voilà. Guarda, io vi faccio vedere come si fa la vera pizza napoletana, vi svelo tutti i segreti, venite a a me.